Buongiorno, buon inizio settimana, benvenuti ai nostri telespettatori. Questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa di oggi, lunedì 2 marzo, comincia, dicevo, una nuova settimana, ma comincia anche un nuovo mese in realtà con le notizie che ormai da ore stiamo approfondendo, ovvero il conflitto, nuovo conflitto in Medio Oriente, nuovo conflitto Golfo Persico con gli attacchi questa volta dell'Iran verso obiettivi sensibili di Stati Uniti e Israele, quindi noi attacchi a Tel Aviv. Tutto questo ce lo raccontano e ce lo racconteranno oggi i giornali con notizie approfondite non solo sul conflitto diciamo dal punto di vista militare, ma anche tutto quello che questo nuovo conflitto genera e genererà nell'economia e nella società dell'Occidente e ovviamente in chi, in questo caso la politica, sta seguendo questa nuova guerra. La guerra si sta allargando, è il titolo del Corriere della Sera di oggi in apertura. Nuovi raid israeliani e degli Stati Uniti, missili nell'area di Gerusalemme. Vedete, la guerra si sta allargando proprio per questo, non è più confinata in Iran dove è stato attaccato e ucciso Khamenei, ma si sta allargando ovviamente in tutti i paesi del Golfo Persico. In Kuwait prime perdite americane, Teheran dice vuole parlare, Berlino, Parigi e Londra pronti ad azioni difensive. Insomma, la guerra si sta allargando perché stesso sta diventando nuovamente una guerra, anzi questa guerra sta diventando una guerra globale. Un mondo furioso, dice Antonio Polito sul Corriere della Sera nel suo fondo di oggi, nell'editoriale, perché insomma da un lato c'è l'amara e allarmata constatazione che il mondo è sempre più regolato dalla forza, la guerra come mezzo di risoluzione di controversie internazionali, praticamente ciò che nella nostra Costituzione ripudiamo, la sovranità nazionale, è ormai poco più di un simulacro e non è protetta da un'adeguata forza militare. Questo è il tema di oggi nell'editoriale, nel fondo di Antonio Polito sul Corriere della Sera. Tante ovviamente gli approfondimenti, 4 settimane compresa la scommessa sui tempi del conflitto, quindi 4 settimane dal momento dell'attacco, dice il tycoon Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ma questa scadenza non sembra più già oggi così certa. E poi come è stato trovato e ucciso Khamenei? La CIA l'ha trovato, Israele lo ha ucciso, questo è il racconto che fa il Corriere oggi. E poi il nostro ministro della difesa, che rientra dopo 2 giorni di paura a Dubai, e qui si apre un altro tema: se e perché il governo americano non ha saputo di questi imminenti attacchi americani verso l'Iran. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, guerra senza confini, anche qui vedete Khamenei morto, l'Iran promette vendetta, missili e morti in Israele e nei paesi del Golfo, altri raid su Teheran, colpito un ospedale, le parole di Donald Trump che dice adesso vuole parlare con i nuovi leader in Iran. Cina e Russia si mettono contro gli Stati Uniti perché tutti adesso, compresa Francia, Germania e Regno Unito, che sono pronti a fare azioni difensive, però il tema è che si vuole fermare questo conflitto. 40 giorni di lutto, impegno firmato da Ali Lariani, capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Hanno bruciato il nostro cuore, bruceremo noi loro. L'Iran ha annunciato così la morte della sua guida suprema, quindi la presa d'atto, insomma, che qualcosa stava succedendo. Un regime in cerca di martirio, titola Maurizio Molinari nel suo fondo di oggi. E poi Crosetto, io a Dubai non era prevista questa accelerazione, quindi insomma in qualche modo il governo cerca di far capire che non era proprio estraneo a questa situazione internazionale e agli imminenti attacchi. Sono partito per ragioni familiari, senza scorta, perché avevamo altre informazioni. Se la Casa Bianca ci chiederà supporto andremo in Parlamento. Quindi questo è il ministro Crosetto, a cui oggi vengono chieste le dimissioni, proprio perché appunto il governo è sembrato davvero estraneo a tutta questa nuova guerra senza confini, come titola la Repubblica. La Stampa, la vendetta degli Ayatollah. Strage in un palazzo di Gerusalemme, ci sono 9 vittime, Trump, una guerra di 4 settimane, parlerò con Teheran, e queste sono le notizie insomma, che approfondiamo anche sulla Stampa. Comunque vada, scrive Natali Tocci sulla Stampa nel commento, sarà un insuccesso.
perché nonostante questo apparente successo di aggressione, gli scenari per l'Iran, il Medio Oriente e gli stessi Stati Uniti sono foschi, contrariamente a quanto dichiarato dal presidente Trump, ma smentito dalla CIA. Non esistevano minacce iraniane imminenti, nucleari o missilistiche nei confronti degli Stati Uniti, tali da giustificare un intervento. Questo è il vero tema della questione, cioè si è intervenuti, diciamo, preventivamente con un'azione di forza da parte degli Stati Uniti e di Israele. Il tema è tutto sul nucleare. Vediamola la zona del conflitto, che in questo caso è appunto il Golfo Persico. Vedete tutti i paesi, li vediamo in questa mappa del Golfo Persico: Kuwait, Bahrain, Oman, Emirati Arabi, sono tutti lì che insomma cercano di capire cosa stia accadendo. Nel frattempo nei cieli è il caos, 5.000 voli annullati, per la normalità ci vorranno giorni, oltre 1 milione di passeggeri a terra, gli Emirati pagano vitto e alloggio per chi deve forzatamente rimanere appunto in quei paesi. Ovviamente c'è molta paura anche per chi vive in queste zone. Sono tanti diciamo, gli internazionali, i cittadini che provengono da ogni parte del mondo e che in questi anni hanno colonizzato davvero il paese degli Emirati. Vediamola qualche notizia appunto che riguarda gli italiani, perché guardate qui, gli italiani bloccati nel Golfo, missili sulle nostre teste. Tra i 23.000 connazionali che si trovano negli Emirati ci sono anche nomi importanti conosciuti al grande pubblico, come l'allenatore Mancini, la cantante Big Mama, il questore di Roma, fermo in porto una nave da crociera MSC, l'ex azzurro del Vollo Zaitsev, quindi insomma tutti raccontano la loro esperienza traumatica di queste ore. Centinaia di chiamate alla Farnesina, che ha attivato una task force, e c'è chi tenta la fuga in auto. La notte in garage dei ristoratori VIP, ci tremavano i denti per la paura. Diciamo, questo è un altro tra i tanti racconti. Vedete, una studentessa per esempio dice: ho visto sfrecciare sulla mia testa 3 razzi dalla finestra. Vedete che racconti davvero del terrore che quasi tutti i quotidiani fanno oggi. Andiamo a vedere invece le altre prime pagine. I quotidiani, il quotidiano Il Messaggero: l'Iran, il conflitto si allarga, raid appunto come abbiamo visto di Stati Uniti e Israele su Teheran, missili iraniani sugli Emirati Arabi, e Trump che annuncia appunto che parlerà presto con i nuovi leader. Chi sono e chi saranno poi insomma lo scopriremo, però il titolo principale è questo: l'ingorgo dagli aeroporti strategici per l'Europa al mercato del petrolio, che adesso teme la quota di sfondare quota 100, quindi di risalire, di raddoppiare i prezzi del greggio delle ultime ore. Lo vediamo proprio sui giornali questo tema del greggio, perché le petrolifere ferme e i voli paralizzati mettono in ansia tutte le imprese nazionali, italiane ovviamente, ma le imprese internazionali, perché lo stretto di Hormuz che chiude diciamo, non permette appunto il trasporto del petrolio via nave, e quindi resta l'incognita sui mercati, una catena di approvvigionamento che è certamente a rischio. Questo è anche un altro racconto che fanno i quotidiani. Usciamo da questa pagina e andiamo a vedere appunto altre notizie che riguardano i voli. Eccoli qua: 5.000 voli cancellati, il caos che paralizza il mondo. Guardate, volevo mostrarvi questa mappa dai giornali. Guardate come ovviamente tutto il flusso dei voli evita accuratamente di sorvolare l'Iran, quindi si passa da Afghanistan, Turkmenistan, Turchia, dove c'è ovviamente il primo ingorgo dei cieli, e poi dal basso, diciamo, evitando l'Arabia Saudita o comunque i paesi di Emirati Arabi, Kuwait e Oman. Insomma, da qualche parte si passa poi verso il canale di Suez per raggiungere l'Occidente. L'altra base importante è proprio questa, l'India, che collega in questo momento strategica per i collegamenti contro quella parte del mondo. E poi allarme petrolio e gas: i rincari peseranno sulla crescita. Questo è l'allarme di Bruxelles, dell'Unione Europea. L'aumento di produzione annunciato dall'OPEC non rassicura, il picco dei prezzi arriva mentre l'Europa
ricostituisce le scorte, quindi insomma prepariamoci ad aumenti anche di benzina, dei carburanti e dei prezzi ovviamente di tutto quello che riguarda e che ha a che fare appunto con il petrolio. Velocemente vi faccio vedere anche il Sole 24 Ore che su questo apre, perché l'apertura è proprio questa: bombe in tutto il Medio Oriente, navi petroliere bloccate a Hormuz, Trump dice che parlerà, però insomma il clima, lo spettro è proprio quello degli aumenti in prospettiva, l'ombra degli aumenti che spaventa adesso anche l'Occidente. Su questa prima pagina ci fermiamo per la prima parte della rassegna stampa, ritorneremo subito dopo per leggere i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, cominciamo a sfogliare i quotidiani regionali che ovviamente aprono anch'essi con il conflitto, il nuovo conflitto in Medio Oriente, nel Golfo Persico, il Golfo in fiamme, titola la Sicilia di oggi in prima pagina, raid incrociati, Trump pensa già al dopo Khamenei, e quindi questa è diciamo, l'apertura che ovviamente è dedicata a questo tema estremamente importante, di grande attenzione. Piovono missili, Teheran in bilico, il regime reagisce e colpisce Tel Aviv, da Tel Aviv a Dubai, e poi gli spazi aerei chiusi, caos globalizzato, 5.000 cancellazioni, inevitabili anche i disagi in Italia e quindi nel nostro paese. Questo è uno dei tanti edifici distrutti dai bombardamenti, immagini che ormai i nostri occhi ci stanno quasi facendo l'abitudine a vedere questi palazzi sventrati dopo i 4 anni di guerra tra Russia e Ucraina, il conflitto appunto adesso in Medio Oriente e i tanti conflitti che affliggono ovviamente diverse parti del mondo. Poi le notizie regionali: a Palermo, allo Zen, pestato per liberare la casa popolare, tanta solidarietà nei confronti di questa famiglia cingalese, la vittima è stata minacciata e intimidita per liberare l'alloggio assegnato regolarmente, ma non ha voluto cedere nonostante tutto, si trova ancora lì. L'assessore comunale Fabrizio Frandelli dice ora una rete di protezione, la casa popolare regolarmente, dicevo, assegnata a questa famiglia cingalesi, sono stati minacciati per liberarla, per far sì che il racket potesse riassegnarla a chi diciamo decideva appunto di favorire. Donna uccisa, il PM, nome e foto, chi sa parli, questo è il giallo di Catania, che diciamo il cadavere di una donna, diciamo probabilmente una senza fissa dimora, ritrovata nell'ex palazzo del Consorzio Agrario in via Cristoforo Colombo. La chiamavano Adele, anche se il suo vero nome era Elisabetta Bodaia, era una donna romena senza fissa dimora, è stata trovata morta in un rudere frequentato da prostitute e tossici. Quindi su questo adesso questa notizia adesso la approfondiremo in pagina proprio su Catania, ed è proprio questa, uccisa a coltellate, qui c'è la foto, forse per la droga, senza tetto romena, è stata identificata grazie alle impronte digitali e in virtù di alcuni precedenti per furto. Ci troviamo in via Cristoforo Colombo. Il racconto di questa vicenda fatto sul giornale è veramente diciamo, abbastanza crudo, diciamo, colpisce, perché viene sentita insomma, una donna che conosceva evidentemente questa romena. Ve lo leggo: nel rudere vivono diversi uomini stranieri di varie nazionalità. Per entrare nell'edificio abbandonato, che è questo che vedete qui in foto, dove è stata ritrovata appunto questa donna, per entrare nell'edificio abbandonato attaccato all'immobile rosso di Mattoni, che una volta ospitava l'ex Consorzio Agrario, si scavalca un muretto posto sotto un grande cartellone pubblicitario. Le donne siamo poche, dice una testimonianza, tra le più assidue, oltre ad Adele, c'eravamo io e un'altra. Ditelo che non è giusto che quello che hanno fatto ad Adele, anche se viviamo in strada, comunque siamo donne. La donna mostra una cicatrice nella parte del petto, sono stato operato al cuore diverse volte. Mentre la ragazza parla, si ferma un'auto di grossa cilindrata, è un cliente e lei dice adesso devo andare. Elisabetta è stata accoltellata con fendenti da più parti del corpo, una violenza inaudita contro una donna che è stata lasciata
lasciata quasi nuda, forse i vestiti sono stati strappati dal suo omicida, sono spariti anche i documenti, forse speravano che questa donna rimanesse un fantasma, ma la donna era registrata e durante un controllo risulta appunto degli elenchi della polizia, è stata controllata qualche tempo fa, quindi un racconto dell'orrore che è riportato oggi sul quotidiano La Sicilia. La donna uccisa nel rudere è stata identificata appunto dalle impronte digitali. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania, ritorniamo anzi sulla pagina della Sicilia di Catania perché ieri c'è stata una guerriglia all'interno del carcere di Piazza Lanza a Catania, dietro le sbarre, detenuti che devastano un reparto, scoppia la rivolta nelle celle di isolamento e alla fine il bilancio è di 2 agenti feriti. Altre notizie di cronaca, Gran Michele rubano 2 postamat, un colpo da 200.000 euro, siamo nel Calatino, e poi tante notizie, al Policlinico arrivano anche le bodycam per il personale sanitario che diciamo da sempre ormai subisce aggressioni immotivate da parte di pazienti esagitati. E poi ancora tante notizie che troverete all'interno delle pagine del quotidiano, in questo caso di Catania, sulla provincia di Catania, ma c'è anche la provincia di Palermo che andiamo a vedere, il racket delle case dello Zen, tutti dalla parte delle vittime. Qui è il tema appunto quello degli alloggi popolari, dopo l'ennesimo caso di minacce a una famiglia, in questo caso una famiglia di cingalesi. E poi ci sono da sciogliere i nodi che riguardano la vicenda della società italo-belga, demanio marittimo e concessioni. Dopo la revoca delle storiche concessioni alla Itola belga si chiede da più parti l'approvazione veloce del PUDUM, che è il piano urbano di demanio marittimo con cui il Comune sarà in grado di mettere a bando nuovi tratti di costa nel capoluogo. Per l'approvazione però sarà necessario un voto in Consiglio Comunale e poi un altro passaggio alla Regione, con il rischio che si arrivi all'autunno, quindi che l'estate salti e che questa zona di pregio del mare palermitano rimanga diciamo ingestibile dal punto di vista del controllo, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista della fruizione del mare in sicurezza. Quindi questo è Palermo. Andiamo a vedere il Giornale Sicilia, Iran sotto le bombe, Trump arrendetevi, concentriamoci però sulle notizie che riguardano la Sicilia. Perché le violenze allo Zen e la gara di solidarietà alla famiglia cingalese. Il cingalese parla, dice io da qua non me ne vado, noi da qua non ce ne andiamo via, restiamo, chi non ci vuole, diciamo che restiamo appunto a chi non ci vuole, quindi una presa di posizione coraggiosa da parte di questo cingalese di 64 anni con la sua famiglia che ha dovuto assistere a queste brutali violenze. In prima pagina troviamo anche il Palermo, sconfitto dopo 14 risultati utili consecutivi, cade a Pescara, la vetta ora è più lontana, sconfitta per 2-1 sul campo dell'ultima in classifica, e pensare che il Palermo era andato in vantaggio con la rete di Poyampalo. Venezia e Monza, che sono i capofila di questa classifica, ormai sono a 6 punti di distanza, e qui la faccia sconsolata dell'allenatore, del mister Pippo Inzaghi. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, prima di chiudere. Medio Oriente, guerra totale, fuoco incrociato in terra e mare il secondo giorno del raid, qui le foto, tutti gli approfondimenti, Khamenei, Ahmadinejad, la distruzione della zona diciamo colpita nel paese iraniano, i festeggiamenti in piazza in tutto il mondo, perché lo ricordiamo, quello iraniano è un regime, abbiamo visto tante volte le proteste, soprattutto di ragazzi e ragazze che volevano liberarsi da queste oppressioni e che sono stati e che hanno dovuto subire anche le violenze da parte di questo governo, e poi i bombardamenti anche nelle zone del Golfo, su tutti quella di Dubai. Messina, restiamo invece sulla località della Gazzetta del Sud. Ricordo la Gazzetta del Sud sede a Messina, quotidiano dello Stretto, noi analizziamo la pagina di Messina e provincia. Messina, il centrosinistra decide oggi su Paolo Todoro, lo ricordiamo, per Messina queste sono ore di preparazione di amministrative. Il candidato del centrodestra Scurria annuncia querele contro De Luca. De Luca ovviamente è il padre della candidatura del sindaco uscente Federico
Basile. Quindi questo è diciamo, il quadro che si prospetta a Messina. Vediamo qualche notizia di sport, perché abbiamo visto il Palermo, ma vediamo anche il Catania, che ieri ha perso un'occasione per avvicinare la capolista Benevento. Catania un pari a Salerno e tanti rimpianti. Ora il Benevento ha 7 punti di vantaggio. Gara dominata sul piano del palleggio e delle occasioni create, ma il gol non è arrivato giovedì sera, quindi in una sfida infrasettimanale. Si giocherà in casa della capolista Benevento, sarà più di uno spareggio, sarà l'ultima occasione, dice il giornale, per accorciare le distanze. Vediamola allora questa classifica nelle pagine successive. Eccola qua, il Catania e il Benevento in testa alla classifica del campionato di Serie C nel girone C, con il Catania a 7 punti di distanza dalla prima e a 9 punti di distanza dalla terza che la segue in classifica, appunto la Salernitana. Il Siracusa ha vinto 4-0 ieri contro la Casertana, ha vinto in casa, occupa sempre l'ultima posizione in classifica per via della penalizzazione, ha perso invece il Trapani nell'anticipo in casa per 2-0 contro l'Atalanta Under 23, il Trapani si trova in questa posizione di classifica. Gli appuntamenti del prossimo turno, quindi abbiamo detto Benevento-Catania si giocherà giovedì alle 20:30, la partita sarà trasmessa da Telecolor, giocherà alle 20:30 anche il Trapani sul campo del Cerignola, giocherà invece alle 18 sul campo del Casarano il Siracusa. Domenica si rigiocherà ancora, domenica 8 marzo, il Catania questa volta giocherà però il 9, giocherà in posticipo contro la Casertana al Massimino alle 20:30 del 9 marzo. Quindi questi prossimi appuntamenti dei rossazzurri. Qui troviamo anche i dirigenti della squadra rossazzurra con il presidente Pelligra, che ieri era stato allo Stadio Arechi per vedere la Salernitana, per vedere il Catania contro la Salernitana, insomma una partita che sarebbe potuta finire meglio per i rossazzurri, un punto che diciamo, sta veramente stretto alla squadra di Pelligra. Ci fermiamo, la nostra rassegna stampa finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon inizio di settimana a tutti.